Ciao ragazzi e bentornati in Cucina con Ale in Giù. Io sono Ale. Ed io sono Giù, ed oggi, così come potete vedere da Palazzo Reale in piazza Plebiscito, siamo in quel di Napoli. Per fare cosa? Per fare Che cosa? facciamo Questo è il oggi? problema. Adesso stavamo Beh, a Napoli che pensando. c'è da fare? A Che c'è Napoli da ci far sono troppe vedere? cose da far vedere, Mercato del ragazzi. pesce, Che tradizioni ci sono? la Vabbè, la pizza, poi i dolci, il babà. babà, cassatina napoletana, Siamo un po' in crisi. pasticcini. Non lo so, senti, io prima di iniziare questo video, perché non ci andiamo a prendere un bel caffè, che dici? Che c'è? Aspetta, Cosa? il caffè. Se non vado errato, il Mhm. caffè è una delle tradizioni di Napoli. Solo a Napoli lo sanno fare. Ma io non so niente del caffè napoletano. No? Non so voi ragazzi, ma Vabbè, raga, oggi andiamo alla scoperta della tradizione facciamo del caffè napoletano. napoletano. State con noi. Ovviamente per un buon caffè dove potevamo andare se non nel bar storico al centro di Napoli, ovvero il Caffè Gambrinus. Non tutti sanno che qui nasce il caffè sospeso. Gio, sai cos'è il caffè sospeso? No, l'ho sentito Come parlare. sospeso? Per chi non lo sapesse come Ale, altro non è che la pratica anonima di offrire un caffè a chi non poteva permettersi, a chi oggi non può permettersi. Cosa in realtà? In pratica chi viene a consumare il caffè prende un caffè, ne consuma uno, ma ne paga per due, in modo tale che chi non ha la possibilità economica di permettersi un caffè va alla cassa e chiede se c'è un caffè sospeso, ovvero se qualcun altro ha pagato un caffè in più. Ma se ancora tutt'oggi è una cosa che fa. Tutt'oggi non lo so, però una cosa la possiamo dire. Proviamo. Proviamo. Allora, invece di pagarne due ne paghiamo quattro. Alla vostra. Rieccoci qui, oggi spiegheremo la differenza tra due macchinette da caffè casalinghe che sono l'orgoglio di Napoli e dell'Italia, la cucumbella napoletana e la moka. Cominciamo con la cucumbella. Come si usa? Parecchi artisti, tra cui anche Edoardo De Filippo, ci hanno fatto proprio soggetti di teatro su questo. Eccolo. Allora, si apre, credo, se ricordo Vediamo bene. se hai intuito. Se ricordo bene. Vai, stai andando bene, vai. Bravo. Questo qui chiaramente è il filtro, qui si mette il caffè. Come vedete i forellini sono più larghi, perché? Perché in passato la macinatura non era fatta con le macchine elettroniche e meccaniche, era fatta Macinino meccanico a mano. quindi il caffè era più grosso. Qui si mette il caffè, dopodiché si chiude, qui si versa l'acqua fino a questo forellino che serve come forellino di emergenza di sicurezza. Si mette il filtro, si chiude e si mette sul fuoco. Quando l'acqua bolle si gira Esatto. e così come diceva Edoardo De Filippo si mette il famoso cucco, Ecco qua. Già. coppetello. Allora, il coppetello, come mi ricordava mia nonna, si fa così, si prende il foglio di carta e lo si gira proprio Bravo, c'hai. a uso coppetello. Vabbè, questo viene pure dalla scuola. E si fa così, un conetto. E serve per non far perdere aroma al caffè. Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. Quando tutta l'acqua calda va per caduta, passa per il filtro, tra l'unione tra acqua e polvere, si realizza il caffè va servito. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarla, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra, dove si versa l'acqua, voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. È un piccolo segreto. Già, perché l'acqua, è vero, in pieno bollore già si aromatizza per conto suo nel momento della colata, e allora il caffè viene più profumato, si viene meglio. Invece poi questa macchinetta fu sostituita
dalla più moderna e veloce moka. Vabbè, la moka è molto più semplice, diciamo. Allora, si riempie d'acqua, questo, che è il contenitore dell'acqua che va appoggiato direttamente sul fuoco. E qui abbiamo una valvola di sfogo. Allora, mio nonno diceva appena sotto la valvola di sfogo si versa l'acqua, se non vado errato. Corretto. Poi si appoggia questo che è il filtro all'interno. Si mette il caffè, Il caffè come si mette? Si livella o si fa la cupolietta? si riempie a cupoletto. Perché ricorda il Vesuvio. Dopodiché si chiude. Dopodiché si chiude. Mi raccomando si stringe bene, se no A fuoco forte o a fuoco lento? sempre a lento. Il fuoco va sempre lento. Il caffè si beve in pompa. In compagnia, sì, ma il caffè da solo. È una cosa triste. Ti ringrazio. Io ringrazio, è un piacere. Salutiamo la comunità italiana di Cambridge. Sì. Giusto, ho detto bene, Cambridge. Di che e anche comunque la comunità youtubers in Italia e nel mondo. Approfitto per farti un regalo. Aspetta. Questo qua è un pensiero per te e per chi sta dietro la telecamera che non si vede. Ale alle riprese. Eccola qua. È il caffè napoletano. Grazie mille. Dicono che sia il più buono del mondo, chissà. Voilà. Allora, noi lo accettiamo con una promessa, che presto faremo un video dove appunto faremo vedere come si fa il caffè dalla curcumella e dalla mota. E ringraziamo di nuovo il Caffè Gambrinus per il tempo che ci ha dedicato e mi raccomando, mio caffè di Napoli è qua, oggi ci sta, è storico, cioè è storico. Diceva Cannuzzo. C'è l'annuncio, quindi. Non lo diciamolo. Grazie mille. Arrivederci, in bocca al lupo. Ciao. 2 caffè sospetti. 1, 2. Anche per oggi questo breve tour napoletano sul caffè è terminato, speriamo che il video vi sia piaciuto e se avete qualche domanda, qualche richiesta particolare, anche qualche semplice curiosità sul caffè napoletano o su Napoli in particolare, chiedetecelo tra i messaggi, tra i commenti, così cercheremo di accontentarvi in un prossimo video che faremo. Inoltre, se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate le notifiche, così sarete aggiornati sempre e saprete quando un nuovo video verrà pubblicato. Ricordiamo, pagine Facebook, Instagram, link in descrizione, ma questo già lo sapete. Dopo 7 caffè dobbiamo sfogarci un attimo, quindi magari noi andremo a fare un giretto e goderci questa splendida giornata di sole. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Guarda. Raccolta firme per candidare il caffè napoletano a patrimonio dell'UNESCO. E sinceramente se lo merito. Ale giù hanno firmato.